Carlo Di Castel del Giudice, che ci ha parlato del lato economico, no? E un po' ci ha ricordato quello che ci spiegava anche Giampiero Lucatelli, cioè il fatto che c'è bisogno di tempo in questi territori, di un progetto che viva nel tempo. Vuoi aggiungere le tue considerazioni a quelle che ha fatto il sindaco? Sì, innanzitutto grazie, complimenti per l'iniziativa. Allora, il sindaco ha parlato di una serie di interventi che durano ormai possiamo dire, da 20-25 anni e che hanno prodotto in realtà un risultato dal punto di vista, diciamo, occupazionale che va dai 140 ai 150 occupanti, sia nell'RSA, nell'RA, nella cooperativa e nella società che abbiamo fatto sul Meleto e poi sull'albergo, la gestione dell'albergo diffuso. Diciamo che nell'insieme c'è questo risultato. La prima e la seconda è che all'interno di questi occupati ci sono una ventina di immigrati che lavorano in diversi settori, non è che hanno una specificità. Ora, poi lui ha parlato dei borghi per il futuro e che stanno lavorando appunto con il progetto del PNRR per cercare di allargare ulteriormente e in particolare lui sottolinea, forse qui non l'ha detto, ma un elemento che è rivolto soprattutto alle persone anziane autosufficienti, cioè per poterli utilizzare per esempio nel settore della formazione, della scuola, eccetera, eccetera, e che non devono essere necessariamente residenti per tutto l'anno. C'è una struttura che loro stanno pensando di poter realizzare che è a disposizione, appunto, come chiamiamo centro culturale, adesso non saprei come definire. Ora, la considerazione è semplice. Castel del Giudice è un esempio di come un piccolo comune sia riuscito a mettere insieme 40 ettari di terreno, facendo riferimento all'intervento dello spezzettamento dei terreni, e su questi 40 ettari si è fatto un investimento con un meleto e queste mele di alta qualità sono trasformate in succhi di frutta che vengono venduti già al mercato quasi certo in Germania. Questo è un esempio, ma poi ci sono le stalle di cui lui ha parlato, che sono state ristrutturate, sono fatte dalle società. Ecco, lui ha fatto un'affermazione, che ci sono gli investitori che hanno fatto questo investimento, perché per fare questi lavori, questa ristrutturazione, c'è voluto una serie di investimenti. Questi investimenti lui lo ha definito, adesso non ricordo bene il termine, insomma, fidelizzabili, cioè che cosa sono? Sono ex abitanti di questo comune che sono andati all'estero, sono rimasti legati a questo comune e a cui il comune ha chiesto di fare l'investimento per poter realizzare la trasformazione, poi magari erano anche proprietari degli stessi immobili, quindi dove si è creato questo albergo diffuso. Certo, poi ci sta il problema della gestione dell'albergo diffuso, perché ci bisogna essere sempre, diciamo così, stare attenti ai costi, le spese e tutto il resto, però diciamo che finora nel giro di 10-15 anni la struttura va avanti e quindi c'è questa possibilità. Sì. Antonio, diciamo, questa è la considerazione, le considerazioni che ci interessava anche condividere con il resto, però insomma, voi siete anche una regione che è stata toccata, no, dal terremoto, quindi hai ancora 3-4 minuti per fare qualche considerazione. È complicato farlo in 3-4 minuti, ci provo. Allora, la prima cosa che voglio dire è questo. Noi sulla questione del rapporto tra le aree interne e il terremoto c'è
ovviamente una connessione molto stretta e in tutti e due i casi, ecco io sintetizzo, questo non posso fare diversamente, c'è un problema fondamentale che chiama in causa anche il nostro ruolo, cioè io mi sono trovato di fronte alla regione Abruzzo, amministrata dal centro-sinistra, che di fronte al terremoto del 2009, vabbè lasciamo perdere un attimo, di fronte al terremoto del 2016 aveva approvato 4 aree SNAI. Discutibile le modalità e i criteri con cui sono state definite, molto discutibile, perché mi permetto di dire che chi ha pensato quei confini probabilmente non aveva ben presente l'orografia. Poi ci ha pensato la valanga a rimettere un po' d'ordine. Ma l'anno successivo c'è stato l'altro terremoto e anziché rivedere l'assetto, ci si è aggiunta un'altra area SNAI. Ora, perché sono stati lasciati alcuni comuni? Ora, il problema vero, compagni, che io penso che noi dobbiamo porre al centro della discussione, e poi sono state aggiunte altre 2 recentemente, quindi, e lo stesso vale per il Molise. Ma i termini della programmazione territoriale, dove si decide e chi lo decide, e soprattutto se noi teniamo presente una serie di istituti anche di carattere di rappresentanza istituzionale, di funzione istituzionale, io ho potuto constatare una certa confusione in giro, perché ci stanno ancora le comunità montane, quasi finito, proprio un secondo. Ci stanno le comunità montane, ci stanno i parchi, ci stanno i galli, cioè, insomma c'è un po' di tutto. Adesso ci si aggiunge le aree funzionali che sono già state finanziate e che noi non ancora sperimentiamo come sede di contrattazione, di incontro, di verifica. Ora il problema vero è questo. Chi decide questa programmazione? La regione, adesso con il nuovo decreto dovrebbe essere la regione che programma. Noi dobbiamo recuperare, e lo dico anche per la mia funzione, la mia regione, un ruolo che non abbiamo svolto negli anni passati. E questo è un elemento fondamentale, lo voglio dire, mi spiace che non ci stanno, con 2 cose che adesso ho sentito in uno degli ultimi interventi. Primo è questo: noi dobbiamo fare per noi, io sono molto d'accordo, sui pensionati che stanno nelle zone interne, anche per ricostruire una credibilità per le cose che si devono fare per bloccare, non lo so se dici il ripopolamento, ma diciamo per bloccare. Io vi faccio un esempio. Nel mio comune abbiamo costituito un'associazione di pensionati olivicoltori con lo scopo di cercare di recuperare gli uliveti abbandonati. Sapete quant'è? Cioè, è una cosa incredibile. Noi importiamo dall'estero, compresa la Tunisia, che poi mischiano l'olio che loro producono con quelli che produciamo, che si produce in giro, e sono elementi fondamentali anche di qualità delle attività che bisogna. Io credo che i pensionati che stanno in quei territori possono fare la differenza rispetto al potenziamento di quella produzione. Questo è un esempio, per dire che i pensionati possono essere protagonisti, non devono stare soltanto ad aspettare il terzo tempo, come scrive Lidia Ravena. No, io penso che bisogna, finisco dicendo una cosa. Però compagni, sapete perché noi siamo indispensabili? Perché se ci affidiamo, e dobbiamo farlo, per carità, ci dobbiamo confrontare con i sindaci, solo con i sindaci, e se ci affidiamo a loro solo questo compito, c'è un problema. Per esempio, uno dei libri della SNAI è che i sindaci hanno il coordinatore che non ha una figura non è una figura istituzionale, e molto spesso dalle mie parti il sindaco coordinatore si metteva d'accordo con gli altri sindaci e a lui serviva la strada, all'altro gli serviva il teatro, all'altro gli serviva la riconversione. Anche qui
anche qui, io ho visto decine di riconversioni delle scuole in cinema, teatro, delle zone interne, sinceramente. Allora, noi dobbiamo starci dentro a queste cose e c'è un elemento che è una forza per noi, oltre a quello che ho detto prima dei menzionati, ed è l'unica organizzazione, la Confederazione, è l'unica organizzazione di carattere che ha una visione generale dei problemi e che ha una visione in grado di poter proporre una programmazione seria senza rispondere soltanto ad alcune esigenze particolari che si possono presentare nel momento. Grazie Antonio. Bellissime le considerazioni che hai fatto.